I Pantellas. Chi non conosce i Pantellas? Più di 400.000 iscritti su Facebook, più di 400.000 iscritti su YouTube. I Pantellas sono formati da due ragazzi evaresi, Daniel e Jacopo. Famoserrimi principalmente su YouTube per le loro parodie, il 17 febbraio 2014 aprono su Facebook una pagina denominata I Pantellas People, che a detta loro dovrebbe aiutare gli youtuber più piccoli a farsi conoscere. Ah, bella iniziativa! Esclama il popolo, e loro rispondono: inviateci i vostri video. Ed ecco così che nel giro di pochissimo tempo la pagina raggiunge 16.000 iscritti. Tutto sembra funzionare quasi perfettamente. Gli utenti mandano i video e vengono pubblicati sulla pagina, tranne quelli del sottoscritto. Ma questo è un dettaglio. Ah, Ricotta, tu sei invidioso. Ma l'exploit della pagina avviene quando i Pantellas lanciano il concorso Diventa una web star. Riassumendo, gli utenti mandano i video, loro li pubblicano sulla pagina e vince chi ottiene più mi piace. Il vincitore avrà l'onore di partecipare a un video ufficiale dei Pantellas. Immaginate voi l'entusiasmo dei piccoli youtuber. Io per primo mando il mio video, che questa volta fortunatamente viene preso in considerazione. Peccato che il concorso poi si riveli fasullo. E adesso vi spiego il perché. Il primo video viene pubblicato sulla pagina il 19 marzo, momento dal quale l'autore del video può cominciare a farsi votare dai propri amici. Quello del sottoscritto viene pubblicato il 24 marzo, quindi 5 giorni dopo. E così continuano a pubblicare video fino al 26 marzo. Dove sta il problema? Il problema sta nel fatto che il 27 marzo viene nominato il vincitore tra tutti quelli che hanno partecipato dal 19 al 26 marzo. Cosa? Non mi sembra che ci voglia un genio per capire che chi viene pubblicato prima nell'arco della settimana ha sicuramente più tempo per farsi votare dai propri amici. Che poi l'ordine di pubblicazione non si capisce in base a che cosa venga fatta. Alla fine per la prima settimana ha vinto Dorian B con più di 700 mi piace, il quale video è stato pubblicato il 20 marzo, ossia il secondo giorno. Mi congratulo con Dorian B, che tra l'altro conosco, ma come direbbe Checco Zalone, grazie al cazzo! Al che, vedendo l'epilogo della prima settimana del concorso, mando un messaggio su Facebook ai Pantellas, spiegandogli che il loro concorso non ha senso e nemmeno delle regole valide, perché quelli pubblicati prima hanno appunto più tempo per farsi votare. E loro mi rispondono che è anche una sorta di pubblicizzazione anche il solo partecipare al concorso. Ma che minchia di risposta è? Organizzatelo meglio! Ah, Ricotta, tu sei invidioso. Non è invidia, è questione di matematica. Se uno viene pubblicato prima, ha più tempo per massacrare gli zebedei e i propri amici per farsi votare, piuttosto di uno il quale video viene pubblicato il giorno prima della chiusura del concorso. Colgo quindi l'occasione per scusarmi con tutti quelli ai quali ho chiesto di votarmi per questo concorso inutile. Ma se vi può essere di conforto, piuttosto che mandare un altro video su questa pagina, preferirei farmi estirpare le palle senza anestesia. Cari Pantellas, probabilmente non vedrete mai questo video, a meno che la gente non cominci ad incollarvelo sulla bacheca. Partendo dal presupposto che io vi stimo e vi seguo su YouTube, altrimenti non vi avrei mai mandato un mio video. Vorrei dirvi che così come è organizzato il concorso, come si dice a Palermo, è una gran minchiata. Il video è finito. Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricotta da Palermo. Lo trovi anche su Facebook, Lo trovi anche su Twitter. ma questo qua che cazzo di video fa? È uno scempio di ilarità. Spamma di qui, spamma di là. Spamma in tutta la città. Giuseppe Ricotta da Palermo. Ma ditemi, chi è questo Giuseppe Ricotta da Palermo? Allora ragazzi, sappiate che mentre registravo questo video cucinavo contemporaneamente. Cucinavo delle verdurine alla griglia, delle zucchine che vi mostro.